Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come ogni venerdì vi portiamo con noi, vi facciamo vedere cosa dobbiamo andare a fare nei vari periodi dell'anno e i vari lavori che dobbiamo fare. Oggi siamo fermi con la vendemmia perché in questi giorni sta mettendo un po' di perturbazione da un lato, quindi sta un po' piovendo, un po' fa sole, un po' piove, quindi troviamo sempre un po' le vigne umide, quindi al momento siamo un po' fermi con la vendemmia, anche perché in questo momento in cui stiamo registrando il video, vale a dire oltre la metà di settembre, abbiamo finito ovviamente tutte le varietà precoci, le varietà medio, tardive diciamo. Ora ci mancano le ultime proprio due varietà, le più tardive, sia Bacca Bianca che Bacca Rossa, e Garganega e Rondinella principalmente sono queste, e attendiamo un attimo che finiscano di maturare e ovviamente non attenderemo troppo perché comunque insomma abbiamo ancora diversa superficie da raccogliere, per cui dobbiamo insomma trovare fuori una quadra, attendere qualche giorno ma poi iniziare la raccolta, perché ovviamente dobbiamo andare poi comunque a completare prima di magari eventuali altre perturbazioni. In questi giorni sta un po' piovendo, un po' alternando un po' di sole e un po' di pioggia, quindi siamo un po' fermi, facciamo un po' di altri lavori, soprattutto manutenzione. Oggi dobbiamo fare un po' quei lavori che abbiamo lasciato un po' in sospeso, quindi dobbiamo raccogliere su un po' di lavoretti qua e là, ma soprattutto dobbiamo andare a fare un lavoro di pulizia e diciamo rimessa della cimatrice, perché proprio oggi, questa mattina, finché un po' piovigginava, abbiamo finito di cimare gli ultimi vigneti, quindi appunto alcune varietà tardive che andremo a raccogliere più avanti, e in questo momento dovremo andare a pulirla e metterla a posto, ingrassarla e metterla appunto al coperto. Eccolo, adesso abbiamo fatto il lavaggio della cimentrice, l'abbiamo pulita come dicevamo, andiamo a staccarla in modo tale che poi liberiamo il same dorato, possiamo attaccare a qualche altro attrezzo e fargli fare qualche altro lavoro. Ecco, allora adesso stiamo procedendo a staccare la cimatrice, stiamo staccando i vari dadi, bulloni eccetera che tengono attaccata la cimatrice ovviamente alla staffa del trattore. Poi staccheremo appunto attraverso diciamo il supporto, la staffa che tiene su poi la cimatrice durante l'inverno, durante il periodo che è staccata.
sposteremo un po' da una parte, faremo manovra indietro col trattore, staccheremo il gruppo, la pompa dell'olio, il serbatoio dell'olio qui vicino, in modo tale che poi non impediscano, perché ovviamente starà ferma tutto il periodo invernale. Ecco, una volta tirati via i vari dadi è libera, quindi basta un po' tirarla. Vedete questo carrello che ha i 4 ruote agli angoli, possiamo portarlo un po' fuori dai piedi, messo qua così. Ovviamente adesso la parte inferiore della cimatrice è staccata, cosa andremo a fare? Andremo a tirare via tutti i tubi qui, i comandi elettronici e poi appunto, come dicevamo, pompa e riserva di olio. Ecco, allora abbiamo staccato appunto il joystick, i comandi elettronici, i tubi dell'olio e andiamo a posizionare il tutto sempre più vicino, sempre che occupi meno spazio. Questo sfruttiamo la calamita, la piazziamo qua, così rimane ferma. Poi in realtà quest'inverno dovremo fare delle piccole manutenzioni alla cimatrice, comunque insomma possiamo farle anche da staccata senza grossi problemi, perché non sono manutenzioni chissà che particolari, però insomma intanto al momento liberiamo il same dorato. Ecco, adesso abbiamo abbassato ovviamente il sollevamento in modo tale che la pompa, il gruppo diciamo qui del riserva di olio sia appoggiato, diciamo noi usiamo un piccolo supporto. Adesso andiamo a staccare la pompa e di fatto la cimatrice è completamente staccata. Stacchiamo anche il terzo punto che ci sta un po' nei piedi e lo mettiamo qui da una parte. Ecco, qui abbiamo un fermo, adesso l'abbiamo tolto, come vedete la pompa la riusciamo a staccare, la appoggiamo qui per terra, stacchiamo anche la prolunga, in questo caso usiamo la prolunga per portare un po' fuori la pompa e di fatto noi abbiamo staccato la cimatrice. Ora che abbiamo staccato la cimatrice, l'abbiamo ingrassata, andiamo a fare un piccolo lavoretto sulla vendemmiatrice. Ci siamo accorti un paio di giorni fa di una piccola cosa che dobbiamo andare a sistemare, nulla di eclatante, però dato che abbiamo il tempo e comunque una cosa abbastanza importante, insomma, che dopo possa lavorare bene, andiamo a effettuare questa piccola operazione e poi ecco, proseguiamo con altri lavorettini che abbiamo qui in capannone. Ecco, per la vendemmiatrice abbiamo smontato questa mattina questa piccola protezione. In questo punto, adesso vi faccio vedere meglio, c'è un dado filettato, quindi cosa è successo? Che quello che era precedente si era tutto rovinato, si aveva perso il filetto, per cui una vite qui che passava e si andava appunto ad agganciare non riusciva a rimanere attaccata e quindi la perdavamo. E questo pezzo, pur essendo piccolino, è comunque molto importante, ma soprattutto ecco, questo lavoro che faceva questa vite era molto importante perché andava a sostenere un tappeto, adesso vi faccio vedere, che tiene su l'uva durante la raccolta. In pratica da questa parte il tappeto è sostenuto bene da questa vite, passa all'interno appunto della gomma del tappeto e poi va a attaccarsi su questo piccolo carter. Ovviamente questa piega è molto importante perché l'uva quando scende dall'alto qua non caschi fuori dalla macchina. Ecco, vedete, invece da questa parte noi abbiamo staccato ovviamente la vite, ma più che altro perché l'abbiamo persa, abbiamo tolto il carterino che c'era qui davanti e adesso dobbiamo andare a rimetterlo e attaccare bene il tappeto in questo modo. In questo modo l'uva che cadrà rimane ben attaccata ovviamente all'interno, accolta all'interno della macchina senza appunto scivolare fuori. Noi per ovviare questo per un paio di ore abbiamo lavorato con un piccolo magheggio ecco, che abbiamo fatto, poi ovviamente adesso visto che oggi pioveva siamo andati a sistemare in modo tale che quando riprendiamo con la raccolta macchina questo tappeto rimanga bene in sede con una vite. Ecco, poi dato che per togliere il vecchio dato è stato usato ovviamente il flessibile, vedete come qua si è un po' andato a rovinare, poi si era già tolta un po' di vernice. Cosa andiamo a fare noi con la bomboletta dello stesso colore RAL? Andiamo comunque a dargli una protezione, così andiamo comunque a coprire ecco, possibili attività di aggressione, ecco, da superficie di aggressione
ovviamente dell'acido che ha l'uva, in modo tale che poi questa parte interna possa rimanere abbastanza, diciamo così, ecco, conservata nel tempo. Ecco, ora abbiamo dato il colore, attendiamo un attimo che si asciughi e intanto recuperiamo le viti che avevamo smontato questa mattina, i vari supporti, controlliamo di avercele tutte e poi cominciamo a montare questo supporto e poi il tappetino che ovviamente attaccheremo a questo supporto. Ora siamo pronti per mettere il supporto, ovviamente ha una posizione unica per cui non ci possiamo sbagliare, dobbiamo stare attenti, ecco, a infilare bene questo cavo che è il sensore dell'auto, diciamo, accentramento della vendemmiatrice, per cui che non andiamo a schiacciarlo o lasciarlo fuori, insomma bisogna cercare, ecco, di posizionarlo bene in modo tale che poi la vendemmiatrice possa lavorare correttamente. Ovviamente bisogna cercare l'incastro giusto, un po' di pazienza perché qua si poteva anche tirare via questo effettivamente, però dai, ci siamo, mi pare che, ecco, siamo in posizione, così ci siamo. Ora procediamo con il fissaggio delle viti, in modo tale che rimanga abbastanza al suo posto. Oggi questa mattina erano particolarmente dure, per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo, prima di fare tutto il lavoro, insomma, di appunto tagliare, far saldare, non l'abbiamo saldato noi il dado, abbiamo preferito rivolgerci qui a un'officina vicina. Ecco, prima di fare questo lavoro abbiamo spruzzato diciamo appunto spray, olio spray, insomma, quindi un qualcosa che va a sbloccare, ecco, i filetti, in modo tale da andare a lubrificare bene il filetto, ecco, così vedete adesso riusciamo a attaccare le viti in modo abbastanza semplice. Ecco, questo è andato. Le puntiamo e basta, dopo le tireremo con una vite, con una chiave. Questa è quella un po' più fastidiosa perché è il dritto qui del sensore, lo spostiamo un attimo e poi lo tiriamo, ecco, adesso si è presa, poi la tiriamo con la chiave. Abbiamo puntato tutto quello che dovevamo andare a puntare, adesso andiamo a tirarle con appunto la chiave, in modo tale che siano serrate bene, e poi completeremo il lavoro con il tappetino. Bene, allora la nostra piastra, qui il carper, l'abbiamo posizionato, abbiamo tirato tutte e quattro diciamo, i punti qua lungo il profilo. Ora non ci resta che andare ad attaccare appunto il nostro tappeto salva uva. Per fissare il tappetino abbiamo questa vite con la sua ranella abbastanza larga, che ci consente poi di andare a bloccare bene questo tappetino. Vedete, noi passiamo all'interno dei fori che sono presenti, già prestampati, e non andiamo altro che a infilare e cercare di prendere il filetto giusto, ecco, del supporto che abbiamo montato, ecco, che si è preso. Quindi diciamo che il nostro lavoro qui è completato. Ora, una volta puntato a mano dobbiamo andare a tirarlo. Qui abbiamo la chiave del 17 per completare questo lavoro. Abbiamo già controllato che il suo corrispettivo fosse ben tirato in questi giorni, proprio per non diciamo, dover fare due volte il lavoro, diciamo, a entrambi i lati, ma in caso avremmo fatto una manutenzione unica, insomma, ecco, oggi avremmo sistemato anche l'altro. Per fortuna l'altro era comunque a posto, per cui fino alla prossima, diciamo così, inconveniente, ecco, siamo operativi. Diciamo che adesso la macchina è pronta a essere messa in moto, per cui appena smetterà di piovere riprenderemo anche noi nei prossimi giorni la raccolta
delle nostre uve. Ecco, come potete vedere è bello fissato, bello rigido, quindi diciamo il lavoro è completato. Ecco, noi adesso andremo avanti con altre piccole manutenzioni, piccoli lavoretti che abbiamo lasciato lì durante l'ultima, diciamo, parte della stagione estiva e che d'altronde, dovendo comunque insomma occuparci della parte produttiva, si cerca sempre un attimo di aspettare magari i primi giorni che piove o quando si ha effettivamente la possibilità per andare a completare le manutenzioni, magari quelle che non sono estremamente fondamentali, importanti, ecco, senza le quali effettivamente non si riesce ad andare avanti. Ecco, in questo caso purtroppo ecco, è successo ovviamente durante la vendemmia, quindi è importante potersi fermare, sistemare. Questo è ovviamente un inconveniente da nulla, tant'è che abbiamo finito di vendemmiare in qualche modo tenendo su comunque il tappettino, quindi lavorando in modo comunque senza perdere uva, però appunto facendo una piccola modifica. Oggi abbiamo deciso appunto dato che era appunto pioveva e dobbiamo attendere un attimo la maturazione delle uve, abbiamo deciso di fermarci appunto e di portare a termine, ecco, questo lavoro in modo tale da dopo andare via con la macchina che si è messi nelle condizioni perfette di lavorare. Ecco, allora noi siamo arrivati alla fine anche di questo video. Vi ringraziamo di essere stati con noi. Se volete scriverci nei commenti come siete messi voi con la vendemmia, a che punto siete, se avete già finito, se state per finire. Ecco, considerate, noi stiamo registrando questo video nella seconda metà di settembre e come dicevamo abbiamo una settimanina e mezza, forse due di raccolta, un po', dipende anche un po' dalle condizioni meteo, dipende un po' anche dai gradi di maturazione che troveremo. Comunque effettiva in una settimana e mezza noi dovremo raccogliere tutto. Ecco. Vi ringraziamo ancora di essere stati con noi, ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata.